Buonasera a tutti, benvenuti anche a questa diretta sul tema dell'acqua. E ci tenevamo molto a riflettere sul tema dell'acqua perché apre un sacco di riflessioni. È un tema che ci è stato chiesto da alcuni di voi, era un tema anche dei miei post-it alle mie spalle, che perché è in collegamento solo questa sera, approfitto per dire che ovviamente questi post-it sono frutto di tematiche in qualche modo che sono emerse durante il lockdown e che in qualche modo erano state sollecitate da alcuni per delle riflessioni e poi sono state integrate anche dai commenti, anche da richieste, anche da mail che sono arrivate alla mia pagina Facebook. Questa sera abbiamo ospiti importantissimi, ve li presenterò tra poco, perché voglio cominciare con un video che è arrivato da un ospite che non ci può essere, ma che ringrazio molto, dalla consigliera regionale Cristina Guarda, che ci ha mandato questo video e dal quale poi prenderemo spunto per la nostra riflessione. E quindi chiedo così, ringrazio anche la regia, perché partirei proprio dal video e ringraziando ancora Cristina Guarda per il suo contributo. Sono giornate come queste che ci fanno capire quanto l'acqua sia preziosa e renda indimenticabili i nostri paesaggi. Ecco perché è da Venezia che voglio mandarvi questo video, vi saluto, vi auguro ogni cosa bella. Lo auguro ad Enrico che ci invita oggi a riflettere su un tema davvero importantissimo e colgo l'occasione per ringraziare lui, le persone che interverranno, in particolar modo per mandare un grandissimo in bocca al lupo ad Arturo Lorenzoni che è impegnato in una battaglia di testimonianza di valori politici ed umani di cui davvero abbiamo bisogno, per cui un grande in bocca al lupo e stiamoci vicino. Nel frattempo voglio cogliere l'occasione per rispondere alla domanda di Enrico con un'altra provocazione. Ma davvero possiamo classificare l'acqua come risorsa o come minaccia? Oppure possiamo considerarla per quello che è, ossia la base della nostra vita, l'elemento essenziale da cui noi discendiamo e di conseguenza dobbiamo difenderla senza pensare a quello che può causare all'interno delle nostre vite, magari con eventi drammatici, eventi calamitosi, oppure classificarla a seconda dell'utilità che ha nella nostra componente produttiva, nella nostra vita di tutti i giorni. Guardate, l'esperienza che ho parte da un'esperienza molto brutta, quella del territorio contaminato dai PFAS. Vengo dall'Onigo, quindi il centro, diciamo, della contaminazione delle acque, che ha causato danni sanitari enormi, mettendo in difficoltà giovani, adulti e anziani, ma in particolar modo le donne, mettendole di fronte a una difficoltà in più ad approcciare la maternità, un ambiente addirittura ostile alla vita. Ecco per cui da questa esperienza di cittadinanza attiva insieme a tanti cittadini, comitati e associazioni siamo arrivati a una conclusione. Dobbiamo cambiare il nostro approccio alla risorsa dell'acqua, non può essere considerata né minaccia né risorsa, deve essere difesa, punto. E deve essere difesa perché deve essere invertito il paradigma che vede l'acqua a servizio anzitutto dell'industria, poi dell'agricoltura e infine dell'uomo. Deve essere invertito questo paradigma, ma in sinergia perché ci teniamo all'acqua, non perché dobbiamo adeguarci a un cambiamento culturale obbligatorio, perché dobbiamo crederci, dobbiamo credere alla tutela del nostro futuro attraverso la tutela di quelle risorse che abbiamo oggi a disposizione. E lo possiamo fare attraverso azioni concrete, è proprio per questo che ho deciso di impegnarmi in Europa Verde e sostenere Arturo Lorenzoni, quello di progettare pragmaticamente delle azioni in sinergia con il mondo imprenditoriale, con le famiglie, con i cittadini che vivono quotidianamente il nostro territorio. C'è la possibilità di attivare percorsi, ad esempio, di trasformazione delle imprese in ciclo chiuso, per cui senza sprecare una goccia d'acqua in più e andandola a depurare, a pulire, riutilizzandola in maniera più efficiente, senza creare poi dei disequilibri, distribuendo invece acqua depurata ma non totalmente all'interno dei corsi d'acqua superficiali, dando poi conseguenze al mondo dell'agricoltura di cui io faccio parte. Piccoli progetti concreti che sono realizzati in altre regioni, in altri territori, ma nella regione del Veneto non sono stati considerati. Il cambiamento culturale di cui noi siamo responsabili è questo e assieme ad Arturo, ad Enrico e a tanti altri dobbiamo portarli avanti con coraggio, prendendo in mano il futuro delle politiche della nostra regione e per questo vi esorto ad approfondirli, a creare sinergie, a non demordere di fronte ai muri di gomma, di fronte alla pigrizia magari politica o anche imprenditoriale che alle volte mette in discussione questa evoluzione che è doverosa.
Ve lo chiedo proprio perché mai più dobbiamo vivere situazioni di disagio come quelle che abbiamo vissuto nel territorio contaminato, ed è per questo che dobbiamo fare sinergia, essere responsabili gli uni degli altri, ed è per questo che vi chiedo di sostenere le battaglie ambientali e di fare quelle piccole prime azioni che consentono a noi di essere responsabili nei confronti della grande, non soltanto risorsa, ma del grande bene essenziale, acqua. Ciao a tutti, vi auguro il meglio. Ciao. Bene, grazie di questo contributo, ringrazio la consigliera Guarda e adesso ovviamente vi presento gli ospiti che sono collegati e allora ecco che li vedete che si entrano e quindi ringrazio e saluto Angelo Guzzo, presidente di Viacqua. Ciao Angelo. Ciao Enrico, buonasera a tutti e grazie di partecipare a questo momento di confronto e grazie dell'invito. Grazie a te di aver accettato e un volto conosciuto anche a Ponte San Nicolò per una presenza, ma molto conosciuto nel Veneto per il suo impegno, a Marino Zamboni dell'Associazione Brenta Sicuro. Ciao Marino. Buonasera, grazie infinite dell'invito, interessantissimo. Ecco, poi avremo il terzo ospite che a lui lasciamo una certa flessibilità di ingresso e di uscita, che è Arturo Lorenzoni, che è appunto molto impegnato e quindi nel momento in cui entrerà gli daremo magari una priorità nel nostro dialogo e a lui chiederemo alcune cose. Ecco, ricordo a tutti la possibilità di interagire con dei commenti, potete ovviamente commentare in diretta e questo ovviamente ci sarà utile. Poi so che tantissimi comunque poi guardano, ci sono le visualizzazioni alla sera, di notte, i giorni successivi e quindi insomma speriamo possano essere utili e potrete comunque commentare anche successivamente perché c'è utile nei nostri dialoghi per ridisegnare il futuro. E allora così, parto dalle origini, parto da Angelo. Perché dalle origini? Perché Angelo è un boss dell'acqua, no? Lui è il presidente di Viacqua. Ma Angelo, no, io ti chiedo veramente così perché per me sei stata una sorpresa, una persona oltre che umanamente, ma una persona che ho scoperto veramente il tuo grande impegno e la tua passione per quello che fai e anche insomma hai tentato di mettere insieme, ci sono progettualità. E allora parto da te, ti chiedo di presentarti perché io lo farei malissimo, invece è giusto che lo faccia tu per le tue competenze, per la tua passione che metti in questo mondo, un mondo per noi importantissimo. Io a volte ho cominciato da sindaco a comprendere quanto veramente sia prezioso essere all'interno dell'assemblea dei sindaci del nostro acquedotto e lì percepire quanto importante poi le scelte sul mondo dell'acqua hanno poi la ripercussione immediata nella nostra quotidianità dal punto di vista ovviamente della qualità dell'acqua, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista economico. Ecco, ti chiedo così intanto di presentarti e di dirci quello che fai, insomma, poi qualche domanda ce l'ho subito pronta per te. Io ho la fortuna di presiedere Viacqua, che è un gestore del servizio idrico del Veneto, nel lato Bacchiglione, uno dei 3 gestori. Nel nostro caso la società è composta di 68 comuni, gestisce un territorio tutto sull'asta del Bacchiglione per 550.000 abitanti. Del servizio idrico integrato ce ne occupiamo, per cui la captazione, la distribuzione acquedottistica, il recupero fognario e la depurazione. Sono uno dei 12 gestori in house del Veneto e insieme agli altri presidenti abbiamo scelto poi di condividere un percorso in Viveracqua, che è il consorzio che mette assieme tutti i gestori in house del Veneto, oltre 4 milioni e mezzo di abitanti. Cosa vuol dire gestore in house? Vuol dire far sì che i comuni scelgano una strada per rendere efficace il lavoro e la gestione del servizio idrico, sapendo che stanno gestendo un bene prezioso, un bene comune, su cui evidentemente c'è una grande logica industriale di efficienza, di efficientamento, di investimenti, che ci è data soprattutto dal regolatore, ma anche dal nostro impegno di essere un'azienda che fa al meglio il proprio lavoro, ma che da un lato serve
la qualità della vita di tante persone per un bene prezioso che deve essere di tutti. Faccio questa attività, ero prima presidente di Acque Vicentine, perché Viacqua nasce dalla fusione tra Acque Vicentine ed AWS 2 anni e mezzo fa. Lo faccio da 10 anni e credo che l'impegno dei comuni ad avere un servizio efficiente da un punto di vista industriale, ma sapere che attraverso l'acqua non si fanno dividendi e non ci si guadagna, sia un minimo comune denominatore importante per tutti coloro che nel Veneto si occupano del servizio idrico, e direi anche come esempio su scala nazionale. Ecco, questo... io vengo da un'attività professionale diversa, ho 3 figli, abito a Camisano Vicentino, ero dirigente nel settore del terrocaseario, però direi che questa attività, questo impegno, questa passione mi ha pervaso alla grande in questi anni. Sì, infatti devo dire che io nel mio piccolo ho proprio apprezzato molto, lo dicevo prima ma lo ribadisco, questa situazione dell'acqua, che poi tu parli dell'acqua, no? Quella che esce dal rubinetto, poi è molto interessante, e quella che poi invece scorre nei nostri canali consorziali, nelle nostre rive, per l'aspetto poi dell'agricoltura, come diceva prima Cristina, no? Ci sono poi tutti gli altri ambiti, poi quelli legati all'irrigazione, eccetera, che veramente forse noi ci passiamo sopra con il ponticello del nostro paese, ci passiamo sopra il nostro fiume, ma c'è veramente un mondo con l'acqua che è fantastico. E io invito anche ad andare nel sito anche di Viveracque, no Angelo? Perché lì si comprende anche da alcuni video che sono stati, ho visto, fatto molto bene, di questo consorzio, insomma, no? Perché lì forse si percepisce ancora di più che non nel singolo gestore, che magari è più preoccupato della bollettazione, comunque di altre questioni, lì invece una visione dell'acqua più dall'alto, no? Quella del consorzio che tu hai costituito, mi permetto, con gli altri, insomma, no? Sì, Viveracqua nasce 7 anni fa tra Acque Vicentine ed Acque Veronesi, e man mano ha visto l'adesione dell'allora CVS, adesso Acque Venete, e poi di tutti gli altri gestori. C'è soltanto un'enclave nel territorio veneto che è gestita da ERA, una società quotata in borsa che riguarda, mi pare, Padova e qualche altro comune padovano. Per il resto, insomma, noi viviamo questo impegno industriale con le regole del gioco che il regolatore ci dà, ARERA e Lato, Consiglio di Bacino, ma anche tenendo sempre presente che stiamo distribuendo e servendo i cittadini, e lo facciamo perché i sindaci ci hanno dato questo mandato. Enrico è stato un protagonista di questo mandato, anche se non era un sindaco, un socio della mia società, ma so che lo spirito con cui ha vissuto l'impegno nella costruzione delle società in house, nel caso suo CVS, era questo, insomma. Per cui ho aderito volentieri, Enrico, a questo collegamento, perché so che c'è una grande sintonia su questo tema. Certo, no, grazie, assolutamente sì, siamo proprio, credo, poche volte, e all'inizio siamo incontrati e c'era, forse senza neanche parlarci, perché sapevamo uno dell'altro il proprio lavoro, e quindi siamo andati diretti, insomma, nella concretezza delle nostre azioni. E approfitto e saluto, e quindi credo proprio anche a Marino. Marino è di un'associazione, Veneta Sicuro, ma insomma è impegnato nel volontariato a difesa dei nostri territori. Marino, se ti presenti, se presenti la tua associazione. Sì, spero che il segnale arrivi, perché io ho dei problemi proprio di collegamento. In caso tolgo la webcam e dovrei riuscire a ristabilire la situazione. Comunque, se inizia... ecco, diciamo che questa pettorina che indosso rappresenta in maniera abbastanza chiara quella che è la nostra, che consideriamo missione, piccola missione, che è quella di non solo, noi siamo nati come associazione che segue il tema del rischio idrogeologico, ma ci stiamo appassionando in maniera proprio, amiamo i fiumi, cioè vorremmo che fosse per tutti una cosa totalizzante il fiume, non solo come è successo a te in maniera purtroppo tragica, di svegliarsi la notte con un fiume che esonda, di argini che rompono, ma viverlo continuamente
per apprezzare i corsi d'acqua e anche per controllare le criticità, perché no? Quindi si riesce in questa maniera a vivere, ad amare, a non gettare rifiuti e anzi fare delle azioni di pulizia che noi svolgiamo molto spesso proprio lungo i corsi d'acqua. Parliamo principalmente di Bacchiglione e parliamo di Brenta, ma anche i corsi d'acqua minori che sono certamente importanti. E quindi il nostro spirito è quello di tentare di far conoscere, di far apprezzare anche con giri in bicicletta, con passeggiate, con azioni che abbiamo fatto qualche giorno fa e che uno faremo questa sera, proprio il corso d'acqua nella sua totalità, quindi non solo come criticità, come inquinamento. Abbiamo svolto anche delle indagini assieme in collaborazione con l'Università olandese di Delft sulla qualità delle acque del Brenta e a settembre credo lo faremo anche sul Bacchiglione, e questo è rientrato in una banca dati internazionale che ha visto 30 prelievi in tutta Europa. Quindi noi veramente crediamo che questa nostra piccola, modesta missione vada svolta in maniera totale, quindi certamente occupandoci del problema del rischio idrogeologico, che è la nostra iniziativa più importante. È di 2 giorni fa, tra l'altro, il voto di una mozione di tutti i partiti in Parlamento, 420 voti, 2 astenuti, nessun contrario, perché si proceda nella progettazione e nella esecuzione poi successiva dell'opera idrovia Padova-Mare, che servirebbe a scolmare le acque del Bacchiglione al Brenta. Questo certamente ci rende soddisfatti, ma è solo un punto di partenza, perché poi a questo devono seguire i fatti e i documenti portati all'Europa, perché il Recovery Fund può essere un argomento e l'opera può rientrare veramente fra le opere da presentare all'Europa. Quindi questa è sostanzialmente la nostra missione, diciamo così. Sì, io approfitto veramente per ringraziare Marino, perché Marino è una di quelle persone che arrivano, è proprio quell'associazione che fa il suo dovere in maniera in piena, nel senso che lui non arriva lì e brontola, lui arriva nell'ufficio del sindaco o dei sindaci, quindi perché sono tantissimi, lo faccio dire a lui, e con una molta serietà, con competenza, ma con spirito di servizio, che è quello tipico dell'associazionismo e soprattutto associazionismo ambientale, ma non solo, perché qui non è un tema ambientale, è un tema soprattutto di sicurezza, anche se ovviamente vanno a braccetto, che viene lì e ti dice: caro sindaco, la situazione è questa, noi siamo qui per darti una mano, e non diciamo perché tu devi fare questo, ma siamo qui per darti una mano, e quindi vorremmo con te intraprendere questo percorso. Allora una volta ti chiede facciamo una biciclettata di sensibilizzazione, una volta ti chiede facciamo una mozione in consiglio comunale, una volta insieme andiamo a bussare la porta a chi di competenze. Quindi Marino, anche qui facciamo un passo indietro rispetto alla mozione di ieri, dell'altro ieri alla Camera. Il vostro lavoro, no? L'ultimo lavoro forte, perché noi ci siamo conosciuti dopo il 2010, dopo le vicende appunto dell'alluvione veneta, si può dire, perché ha colpito tutto il Veneto. Il tuo cosa avete fatto in queste mozioni? Intanto do il benvenuto ad Arturo, così intanto entra nel dialogo che stiamo facendo. Ciao Arturo e grazie della tua presenza. Ciao Enrico, grazie a te e chiedo scusa, ma ho avuto un po' di contrattempi. Non so perché sei giustificato, ma non so perché è in questo periodo. No, l'abbiamo detto che anzi ti ringraziamo, e anche la tua flessibilità. Ho detto entra quando può ed esce se per caso deve scappare senza problemi, ma adesso ti do la parola finché intanto prendi confidenza qui con il dialogo. Stavo dicendo Marino si è appena presentato con l'associazione Brenta Sicuro, che tu conosci, ma chiedevo a Marino di raccontare anche non tanto la mozione di cui credo tu Arturo sia a conoscenza, che è la mozione alla Camera, che è passata veramente bene l'altro ieri sulla vicenda dell'idrovia, ma soprattutto il lavoro fatto da Brenta Sicuro, che ha messo insieme tantissimi, di tu il numero magari Marino, comuni, consigli comunali sul tema dell'idrovia. Lascio a te Marino così raccontare gli ultimi anni di lavoro. Sì, diciamo che il nostro è un lavoro di tessitura, di cucitura, prima di tutto con le altre associazioni,
Legambiente con moltissimi circoli in Veneto, ma anche associazioni di Battaglia Terme, di Abano Terme, di Rubano, di Padova, quindi veramente tante associazioni che credono e lottano perché il nostro territorio sia messo in sicurezza. E noi in 1 anno e mezzo, assieme a queste altre importanti realtà, alcune molto più importanti di noi, abbiamo ricevuto 31, o meglio raccolto per la maggior parte 31 mozioni da 31 amministrazioni. Non l'ultima quella di Padova, anzi quella decisamente più importante in termini di abitanti e di voto. E quindi questo, diciamo, è un lavoro di tessitura che continuiamo a svolgere, ci mancherebbe, non è che ci fermiamo. Però c'è una base di partenza, crediamo, importante per questo voto che è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, e non è il primo in realtà, perché abbiamo già avuto dei voti in Senato nella provincia di Padova, nella città metropolitana di Venezia, e quindi già ci sono diversi voti da questo punto di vista. In regione anche ci sono stati dei voti, alcuni sollecitati da nostri documenti che già dopo il 2010 stiamo redigendo e proponendo alle amministrazioni locali, alle forze politiche di tutti i tipi. Non ultima l'azione di coinvolgimento da parte dei candidati a queste prossime elezioni, e avremo il piacere di essere ricevuti anche da Arturo Lorenzoni, che ringraziamo ancora per la disponibilità. E quindi diciamo che la nostra è certamente un'azione di tessitura e di coinvolgimento da parte, ripeto, partiamo prima dalle associazioni del territorio, dai cittadini, fino ad arrivare alla politica di tutti i livelli, perché abbiamo incontrato anche ministri, quindi non va sottovalutato questo aspetto, e anzi vorremmo che questi incontri continuassero, e prima delle elezioni sarebbe importante che questo bel voto espresso da tutte le forze politiche fosse sottoscritto e confermato anche da ministri che magari approvano questa azione politica e che formalizzano, ecco, l'aspetto poi pratico, concreto, diciamo così. Certo, grazie intanto per questa panoramica. Allora Arturo, faccio un momento di sintesi. Abbiamo visto un video di Cristina Guarda, che non può essere con noi, che in qualche modo ha dato una prima visione soprattutto sui temi ambientali e soprattutto legati all'inquinamento e al tema dei PFAS, che ci sta molto molto a cuore, perché abbiamo visto che sicuramente, insomma, la preoccupazione dei nostri concittadini, soprattutto delle aree colpite, ma non solo, perché la preoccupazione era anche per gli altri di un qualcosa che poteva arrivare attraverso i tubi della nostra acqua, e quindi lei ha in particolare, insomma, ci ha fatto riflettere su quel tema. Angelo Guzzo, che è il boss, ho detto, dell'acqua, perché con la sua competenza ci raccontava appunto il tema invece degli nostri acquedotti e del nostro grande impegno in house, ma soprattutto delle infrastrutture e dell'importanza dei nostri enti gestori legati al mondo dell'acqua. E infine Marino sul tema della sicurezza idraulica. Quando abbiamo fatto questa tematica, qualcuno ha detto: beh, la trasmissione, il dialogo durerà 3 ore, perché effettivamente di sostanza c'è tanta. Ma stasera abbiamo te, e per noi è importante capire e chiederti così su questi temi, insomma, qual è la tua idea, cosa può, perché bisogna essere molto concreti, insomma, mancano 50 giorni al 20 settembre alle elezioni, e quindi a un candidato presidente credo sia doveroso, credo che ci tieni anche, e chi ci ascolta abbia voglia di capire, perché noi abbiamo intitolato questi dialoghi del giovedì "Ridisegnare il futuro". Allora Arturo, su questi temi come immaginiamo, no? Mi permetto di dire, di ridisegnare il futuro del Veneto e della nostra acqua, che come da titolo o è risorsa o è minaccia o è entrambe. Lascio a te, insomma, la parola, diamo un po' più di tempo, così, solo così, casualmente, solo per questo periodo. Intanto grazie Enrico dell'invito, che mi fa molto piacere, e grazie anche a Marino ed Angelo degli interventi.
È bello il titolo, Enrico, minaccia o risorsa, nel senso che effettivamente il cambio nel regime idraulico della nostra regione sta provocando un sacco di grane, un sacco di problemi, nel senso che abbiamo la stessa quantità di pioggia ma concentrata in molto meno giorni, e questo fa sì che i bacini, che sono stati fatti un secolo fa e più, non siano adeguati. Quindi quella che è sempre stata una risorsa per la nostra regione, in alcuni casi diventa veramente un rischio, e quindi periodicamente viviamo questa grande minaccia. 2010 è stata a Vicenza, 2015 non ricordo dove, ma ogni anno abbiamo, l'altro giorno Schio ha vissuto una forte minaccia con una quantità di precipitazione in un giorno veramente fuori dalla norma. Quindi il fatto che quella che è stata a lungo una risorsa per i cambiamenti climatici diventi una minaccia è un tema reale, è un tema che dobbiamo affrontare, e lo dobbiamo affrontare con degli investimenti, perché a Vicenza, dopo quel drammatico 1° novembre, si è proceduto con il bacino di laminazione fatto a monte nel Bacchiglione. Però è uno degli interventi che dobbiamo fare. Invece la conservazione del territorio deve essere continua e deve essere senza sosta, come storicamente si è sempre fatto nel Veneto. Allora, io ho accolto veramente in modo positivo il pronunciamento del Parlamento sul completamento dell'idrovia, perché è un passaggio veramente importante, e lì gratitudine ai parlamentari bipartisan, mi pare fosse l'iniziativa, è partita da Caon, mi pare, ma poi è stata supportata da tutti, e quello è un passaggio importantissimo. Però nel Veneto abbiamo tante situazioni di minaccia e dobbiamo gestirle tutte quante con una programmazione e con l'investimento sul territorio di quelle che sono le risorse destinate. Penso all'utilizzo dei canoni idroelettrici, che sono usati per 1000 cose, ma dovrebbero essere prioritariamente destinati alla sicurezza idrogeologica del territorio, e quindi lì ci vorrebbe un po' più di rigore. L'altro tema che secondo me, Enrico, è importante è quello dei controlli, nel senso che una delle facoltà importanti che ha la Regione è quella dei controlli sulla qualità dell'acqua, ovviamente, e sulle modalità di gestione. E su questo secondo me non si fa abbastanza. Il tema dei PFAS è emblematico, nel senso che c'erano evidenze da tempo, ma nessuno è intervenuto per andare a mettere in sicurezza l'acqua che entrava negli acquedotti. Ma abbiamo diversi esempi di un controllo che è stato depotenziato nel tempo, con risorse sempre minori e un'attenzione sempre minore alla qualità dell'acqua. Il tema è simile anche nel ciclo dei rifiuti, perché anche lì la complessità del ciclo non è gestita, secondo me, in modo adeguato, con un'integrazione a livello regionale. E su questo credo che si debba tornare a dare fiducia alla scienza, come storicamente si è fatto e come invece ultimamente si tende a fare solo quando è proprio necessario. Ecco. Quando la minaccia del virus diventa così reale e così spaventosa, allora ascoltiamo gli scienziati, poi torniamo a fare le cose dando priorità al bilancio piuttosto che alla sicurezza delle persone. E in questo momento, secondo me, il tema è particolarmente caldo, perché abbiamo questa iniezione di liquidità che viene dai fondi europei a fondo perduto, che devono andare a dare risposte proprio al territorio. Per cui ecco, l'auspicio è che si possa gestire noi questa fase di grandi investimenti sul territorio, perché sarà una fase direi unica nella storia della nostra regione. Non c'è stato in passato, mi auguro che non ci sia in futuro un periodo in cui poter o dover gestire un flusso di denaro simile. Ecco, è un momento importante per tornare a fare quegli investimenti sul territorio, che sono quelli che garantiscono la sicurezza, sia dal punto di vista appunto degli eventi
estremi, sia dal punto di vista della qualità dell'acqua. Per cui ecco, deve tornare ad essere solo una risorsa, non deve rappresentare una minaccia all'acqua, cosa che invece negli ultimi tempi è sempre più spesso diventata, no? Certo. Vedo. Scusa, ma volevo chiedere a Marino, visto che parlavi di un ritorno totale. Scusate, non sento proprio. Grazie. Chiedevo a Marino se vuole fare a lui la domanda ad Arturo in maniera esplicita, no? Perché Arturo ha citato la mozione, ha citato, ma siccome Arturo, noi qui abbiamo avuto i piedi bagnati, alcuni di noi, no? Nel 2010 Vicenza, Vighizzolo, Caldogno, Ponte San Nicolò, Castelrugo, Bovolenta, ma altri comuni, altre persone si sono bagnati i piedi. Allora, insomma, in questi anni noi abbiamo sentito tante promesse, e soprattutto sul tema, perdonaci, ma per noi è veramente importante il tema dell'idrovia. E allora forse chiedo, Marino, fai tu la domanda esplicita al candidato presidente? Sì, è una domanda che abbiamo posto pochi giorni fa direttamente al candidato. E io volevo fare una veloce premessa che questa pare, purtroppo è una cosa ricorrente, che le lezioni che riceviamo, le sberle che riceviamo non servano. Certamente non ci ricordiamo, quasi nessuno si ricorda quello che è successo nel 1966, ma sostanzialmente abbiamo dimenticato anche quello che è successo nel 2010. Nel 2010 la ferita per Enrico è ancora presente, non ho dubbi, nel territorio padovano pure, ma nel Veneto abbiamo avuto 32 rotture arginali. È vero che poi questi fenomeni non li abbiamo più avuti, non abbiamo più avuto piogge e criticità di questo genere. Però dopo il 2010 l'idrovia sembrava assolutamente essenziale per risolvere o alleviare in maniera pesante quello che è il rischio idrogeologico nel Veneto, perché l'idrovia avrebbe una funzione molto importante non solo nel padovano ma anche nel veneziano e anche in parte sugli affluenti, che abbassa sensibilmente il livello dei fiumi. Quindi sembra che ci siamo dimenticati quello che è successo nel 2010, con un danno per la regione Veneto, nel Veneto, di 550 milioni di euro. Per carità, non tutti risolvibili con l'idrovia, ci mancherebbe, sarebbe una sciocchezza affermarlo. Però l'idrovia costerebbe circa 500 milioni nella sua funzione anche trasportistica. Se poi la politica deciderà di completarla solo dal punto di vista dello scolmo di acqua, costerà molto meno. Veramente ci siamo dimenticati questa lezione, purtroppo. E quindi io alla politica e al candidato chiedo che veramente questo rientri assolutamente tra le priorità politiche da affrontare e da risolvere, perché questo progetto dobbiamo farlo anche per capire le criticità che ci sono rispetto alla laguna, perché vanno affrontate in maniera molto netta. Non esiste che non risolviamo un problema di un territorio per crearlo ad altri. La progettazione preliminare parla in maniera chiara, dice abbiamo la possibilità addirittura di risolvere un problema per la laguna, ma servono studi approfonditi che sono previsti nella progettazione definitiva ed esecutiva. Quindi io, candidato Arturo Lorenzoni, chiedo veramente una presa d'atto, una presa di posizione fortissima, in linea con quello che è stato il voto di 2 giorni fa, con la dichiarazione che tra l'altro ci ha fatto anche qualche giorno fa, per cui certamente siamo sulla stessa lunghezza d'onda su quest'opera. Certamente non vanno dimenticate le manutenzioni dei corsi d'acqua, perché il Bacchiglione ha delle manutenzioni in corso, perché nel 2010 è successo quello che sappiamo. Il Brenta, che non vive situazioni di pericolo dal 1966, è pressoché abbandonato, quindi ci sono dei tagli di alberi dove devono essere tagliati, sono previste delle riprese di frane molto limitate, stop. E quindi la situazione che ci allarma, che ci preoccupa, e certamente dobbiamo
oltre ai bacini di dominazione, occuparci delle manutenzioni dei nostri corsi d'acqua. È fondamentale per la nostra sicurezza. Grazie. Arturo, l'impegno? No, io rinnovo l'impegno che ho preso qualche giorno fa nel completamento dell'opera dell'idrovia per la messa in sicurezza idraulica di un'area vastissima tra la provincia di Padova e la provincia di Venezia, che oggi è veramente a rischio. È indispensabile quell'opera, credo che tutta la documentazione che è stata fornita sia molto significativa e imponga di dare priorità a quell'opera. Sulla parte trasportistica io lì qualche punto di domanda ce l'ho, anche in relazione alla mancata realizzazione del porto offshore a Venezia, però ecco, questo direi che in questa fase è un discorso di secondo ordine. Rimane prioritaria assolutamente per la sicurezza del territorio la realizzazione del primo tratto dell'idrovia. Grazie, perché per tutti i cittadini è importante, quindi sapere che questa è una priorità, credo, anche perché non chiediamo i soldi dell'opera, no? Si chiede solo i soldi per la progettazione, poi con quella finalmente si possono bussare le porte del Ministero, si possono bussare le porte dello Stato e soprattutto dell'Europa a chiedere i finanziamenti per poi realizzare quello che nel progetto di fatto insomma c'è già, e quindi è solo un primo passaggio. Non vedo Angelo, al quale volevo fare una domanda che poteva essere utile all'Arturo, però approfitto di Arturo per chiedere, prima parlavi di controlli, siccome anche la Cristina Guarda diceva sì, è compito proprio della regione, è compito delle istituzioni il tema, no, ambientale. Come immagini, no? Lei parlava di azioni, bene, quali sono le azioni che immagini possono essere attivate per la questione proprio ambientale, soprattutto il PFAS, ma per l'acqua in generale e per una qualità dell'acqua, che abbiamo visto che è anche tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, no? E abbiamo visto che fatalità questo, se guardiamo proprio i risultati, il tema della qualità dell'acqua è quello che ha un meno in pagella, cioè ha degli elementi, cioè è negativo, stiamo peggiorando, non stiamo migliorando, e questa cosa è un po', a me ha colpito molto, perché invece immaginavo che con il tempo si stesse migliorando. Invece questo dell'Agenda 2030 è uno dei temi che è in rosso, tra virgolette. Cosa veramente, in maniera molto concreta, che un cittadino comprenda quali sono le azioni che si possono fare. Ma guarda Enrico, purtroppo ARPAV, che è un organo della regione con delle competenze tecniche molto forti storicamente, negli ultimi anni è stato molto depotenziato. Molte persone hanno abbandonato il loro incarico all'interno dell'agenzia e molte funzioni sono state diradate o addirittura sospese. Io credo che si debba tornare ad avere un organo tecnico con la sua autonomia, ma capace di operare nel controllo sia nella parte aria sia nella parte acqua, e io credo che questo sia importantissimo. E poi aiutare i vari gestori, che sono prevalentemente pubblici in Veneto, ad organizzarsi per lavorare sulla qualità. Gli ambiti territoriali che sono stati attivati non stanno ancora funzionando da stimolo per la gestione tecnica, quindi aiutare l'aggregazione anche da parte degli operatori credo sia assolutamente desiderabile per la nostra regione. Grazie, ecco, mi spiace perché ti ringrazio, chiedo scusa, stavo guardando se riuscivamo a recuperare il contatto con Angelo, perché ti avrei chiesto, ma allora te lo chiedo io nel nome suo e poi ti libero, insomma, perché so che hai un altro impegno, giustamente. Mi permetto solo di chiederti, invece, per quanto riguarda gli enti gestori, cioè i nostri acquedotti, il ruolo di una regione, io la immagino a volte un pochino un ruolo anche non solo economico, eccetera, ma questo vale per tantissimi ambiti, quindi ti chiedo solo così, a livello anche generale, un ruolo di una regione più attiva nel mettere in rete, nel fare rete, nel coordinare,
c'è un coordinamento dove la regione sia più presente, ecco, non so qual è il tuo punto di vista e qual è il tuo impegno, insomma, ecco, e poi ti ringrazio, ecco, per la tua presenza al nostro dialogo. No, grazie Enrico, perché poni il tema correttamente, secondo me. Il compito della regione è proprio quello di stimolare comportamenti virtuosi. Molti gestori hanno delle dimensioni limitate nella nostra regione, non sono grandi operatori su scala nazionale, pur avendo delle competenze tecniche molto valide. Il fatto di condividere le informazioni, di condividere la conoscenza, di organizzare la partecipazione anche a progetti di ricerca, a cui io sono molto sensibile, deve venire da un ente sovraordinato. E io non ho visto questa capacità di guida, di indirizzo da parte della nostra regione. Per cui ecco, io aspirerei a riportare quelle competenze tecniche che c'erano in ARPA e consentire loro di diventare veramente dei partner tecnici dei gestori, perché nessuna delle dimensioni grandi a sufficienza, a parte qualche grande azienda multi-utility, ha le competenze per, diciamo così, portare avanti anche temi di frontiera, temi di ricerca, temi di innovazione. Per cui ecco, quel processo di aggregazione è in corso sicuramente. Il tema di acque venete, acque veronesi sono degli operatori oggi di dimensioni importanti, ma serve anche quell'accompagnamento sul fronte della ricerca, sul fronte oltre l'ordinario, perché si può fare una buona gestione ordinaria, ma qualche volta è necessario anche andare a capire meglio, a fare sperimentazione e a portare innovazione. Ti chiedo l'ultimo minuto. L'ultimo minuto. Enrico, no, avevo fatto, guarda, un lavoro sugli acquedotti e è di qualche anno fa, però con i tesisti avevamo seguito l'efficienza energetica di tutti gli impianti di pompaggio degli acquedotti e avevamo trovato un'inefficienza incredibile. Anche un capoluogo di provincia aveva la pompa più nuova, le pompe vanno 24 ore su 24, la più nuova era di 22 anni prima, per dare un'idea, quando con una pompa recente con maggiore efficienza si sarebbe pagata nell'arco di 4 o 5 mesi. Questo per dare un'idea come appunto una gestione ordinaria consenta di gestire il servizio, ma in qualche caso non sia perfettamente efficiente. Invece io credo che appunto il compito di chi sta un po' sopra deve essere quello di aiutare insomma gli operatori. Ti chiedo un minuto ultimo, Arturo, visto che Angelo è tornato. Angelo, perdonami, hai una domanda dal tuo punto di vista in qualità di ente gestore a un candidato presidente della regione, cioè la regione cosa può fare per noi, per i nostri enti gestori, e lascio poi di chiudere ad Arturo su questo tema. Ma nel Veneto abbiamo un'esperienza d'eccellenza dei gestori in house, perché tutte le aziende fanno investimenti in linea col mandato delle autorità e dei consigli di bacino e soprattutto sono riuniti sotto un consorzio che è Viveracqua, che mette insieme 4.800.000 abitanti, perché abbiamo anche un pezzo nel gestore di LTA, un pezzo di Friuli. Evidentemente noi cercheremo una sponda importante, l'ha sottolineato il nostro candidato presidente, da parte della regione, direi con la peculiarità che va valorizzata e salvaguardata, perché a parte l'enclave padovana, noi sull'acqua abbiamo questa specialità, non facciamo dividendi con le bollette dei cittadini e ne siamo particolarmente orgogliosi. Grazie Angelo, quindi credo Arturo, insomma ci sono dei buoni gestori, vale la pena continuare nella strada percorsa, soprattutto di questo lavoro proprio di Viveracqua, anche che si è già consorziato, che credo sia virtuoso e quindi occorra sostenerli nel migliore dei modi, insomma. Arturo, se vuoi darci un saluto prima di rilasciare il nostro dialogo. No, sì, io mi scuso, ma mi aspettano dall'altra parte. No, quindi, però ecco, no, grazie di queste testimonianze e di questi stimoli che per me sono molto utili. Io condivido sull'eccellenza della gestione, però ecco, a me piacerebbe una regione che fa da stimolo, non che
è guidata dalle richieste da parte degli... Te assicuro, Arturo, servirebbe molto una sponda regionale per Viveracqua, e ci manca. Ma ho visto, guarda, quel depauperamento di tutte queste funzioni di controllo e di pianificazione in tutti i settori, non solo nell'acqua, è una delle debolezze della nostra regione oggi. E per fortuna, ecco, ci sono aziende che sono solide, c'è la responsabilità degli amministratori locali, però qualche volta non basta. Certo. Grazie, e approfitto, Arturo, per dire ci vediamo domani. Mi permetto, insomma, è la prima volta che lo dico, visto che cercherò di darti una mano in questa, non l'ho mai detto in questi nostri dialoghi, insomma, del giovedì, però visto che sono con te, insomma, perché cercherò di darti una mano in questa grande avventura per dare un servizio il miglior possibile per la nostra regione che amiamo e che abbiamo voglia di servire nel migliore dei modi. E siccome domani pomeriggio qui a Ponte San Nicolò ci sarà il lancio della cosiddetta campagna elettorale, insomma, di questo servizio, di questi 50 giorni che ci portano il 20 settembre, so che ti ringrazio che verrai a darci un saluto, e quindi ecco l'appuntamento domani pomeriggio, domani sera verso alle 18 qui a Ponte San Nicolò. Poi sarà un'occasione per girare tutto il nostro territorio, però insomma cominciamo domani qui alle 18 e quindi ti aspettiamo e ti do il saluto a domani, insomma, ecco, e invitiamo ovviamente tutti. Grazie a te, grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Angelo, c'è un commento, mi pare che sia arrivato un commento per te, e lo leggo, eccolo qua. È cambiato il clima e questo ha trasformato l'acqua da risorsa in rischio, probabilmente perché non sono cambiate le infrastrutture con la stessa rapidità. Questo riguarda probabilmente il tema delle acque, come dire, scolanti, ma forse adesso non lo so. Dici tu, perché magari non vorrei sbagliare. Sì, la domanda probabilmente riguardava più, pensava a quel tema. Beh, c'è un grande tema, per esempio, della separazione delle acque bianche e delle acque nere, e questo richiede investimenti importantissimi che i gestori possono fare nel medio-lungo periodo, perché evidentemente l'impatto sulla bolletta, se volessimo separare entro 3 anni, entro 5 anni tutte le nostre reti fognarie, sarebbe pesantissimo, porterebbe a un raddoppio del costo del servizio idrico. Evidentemente per anni ci sono stati dei ritardi, e credo, viene da dire, anche lanciando un appello sia per il sistema idraulico ma anche per l'appesantimento che i depuratori poi subiscono, la separazione delle reti sarebbe un toccasana fondamentale, insomma, in entrambi i casi. Una delle cose, lavorare per l'ambiente, investire sull'ambiente, crea posti di lavoro, crea indotto importante, potrebbe essere uno, credo, assieme ad altri temi, tipo la scuola, il sistema sanitario, le priorità su cui fare investimenti, migliorando, io mi occupo del servizio idrico, l'ambiente, creando lavoro e riuscendo ad avere una qualità della vita e un impatto anche rispetto ai nuovi, ai cambiamenti climatici che sono evidenti a tutti noi, insomma, meno pesante in tante occasioni. Pensiamo questo impatto pesantissimo, in particolare nella nostra area dei risorgive, quando c'è da mettere dentro un tubo unico sia la rete fognaria che le acque bianche, che evidentemente non reggono le reti, questi impatti dei cambiamenti climatici, no? E da lì problemi idraulici, problemi depuratori, costi energetici e quant'altro. Certo, bravo, perché secondo me a volte non si ha la percezione di quali siano veramente i costi perché esca l'acqua dal nostro rubinetto, no? Perché io l'ho scoperto vedendo i bilanci, insomma, dei nostri acquedotti, ma le spese dell'energia, le spese della depurazione, le spese non solo delle infrastrutture, perché a volte si pensa ai tubi, ma c'è tutto il resto, no? E quindi è veramente incredibile. Ti chiedo un'altra cosa, poi so che c'è un altro commento. La percentuale del bilancio dei nostri enti gestori, quanto è finanziato dalla bolletta, quanto da fondi pubblici, quanto c'è una proporzione, è tutto dalla bolletta? Domanda magari che può interessare. No.
è sostanzialmente finanziato tutto dalla bolletta. Queste sono le regole del gioco, che i costi devono essere coperti. Tengo a sottolineare soltanto due cose. La prima, che il 50% di quello che noi incassiamo come gestori va ad investimenti, cioè il 50% sono costi operativi, analisi, gli operai, e l'altro 50% va a miglioramento del servizio in termini diretti, impianti di depurazione e quant'altro. E questa è una cosa, direi, straordinaria. E l'altra cosa è che ogni persona, ogni giorno, nel territorio veneto, per il servizio idrico, spende mediamente 30 centesimi. Sfido ognuno di noi a pensare al mattino quando si alza cosa può fare con 30 centesimi. Ecco, ognuno di noi normalmente ha l'acqua in qualsiasi momento, ha l'acqua per farne tutti gli usi domestici e quant'altro, qualcuno la porta via, qualcuno la depura prima di restituirla ai fiumi. E il tutto costa 30 centesimi, vuol dire che c'è anche una gestione sana, insomma no, ha un costo evidentemente assolutamente basso rispetto al bene prezioso che è l'acqua. Grazie per questo dato, perché fa riflettere e veramente sarà anche frutto di... approfitterò di questo dato anche per una riflessione personale, insomma, durante la campagna. E un'ultima richiesta, perché credo sia curiosa per i nostri, chi ci sta ascoltando. Dal punto di vista delle perdite, stiamo migliorando? Ci sono delle percentuali? Ci sono delle percentuali, insomma, siamo attorno tra il 25 e il 30%. Ti dirò, Enrico, che il nostro territorio è molto fortunato, soprattutto il territorio vicentino in termini di risorse è fortunato, e gli investimenti sono rivolti, vorrei dire, soprattutto ad ampliare la rete fognaria, a migliorare il sistema depurativo, anche ad ottimizzare gli investimenti, direi ad interconnettere la rete acquedottistica. Noi se ad Almisano avessimo avuto, visto che siamo un territorio fortunato da un punto di vista industriale, disgraziato perché ogni tanto dei delinquenti hanno fatto disastri, tipo la Mitsubishi, la Eni, la Miteni ha fatto dei disastri inquinando una fonte che dava 500 litri di acqua al secondo, però avessimo avuto l'interconnessione saremmo stati in grado di favorire quei 250.000 abitanti facendo provenire acqua da un territorio che ce l'ha. Adesso si sta realizzando quell'interconnessione, no? Con il sistema acquedottistico di Veneto Acque. Evidentemente lì c'è molto da lavorare. Non è che sia sbagliato operare nel limitare le perdite, e lo facciamo, però viviamo in un territorio dove, vorrei dire, la pericolosità degli inquinanti emergenti e l'impatto dei nostri depuratori rispetto ai corsi d'acqua sono le due grandi priorità. Grazie. Il commento? Chiedo, eccolo qua. Ringrazio tutti per il tema trattato. Volevo sapere cosa potrebbero fare i cittadini per aiutare a velocizzare l'iter di completamento dell'idrovia. Chico Gasparini, Marino, è tua questa. Ma noi cittadini possiamo occuparci prima di tutto del tema, perché la nostra esperienza ci porta a dire che purtroppo ci occupiamo di questo tema del rischio idrogeologico solo nei momenti di emergenza, solo quando è tardi. Quindi ai cittadini noi diciamo, al cittadino medio, diciamo di occuparsi di questo tema. Può prendere contatti con noi, per carità, o altre associazioni, Legambiente, che si occupano in maniera costante dei problemi. Però anche conoscere questi dati, cioè i 30 centesimi per l'acqua che noi utilizziamo, che evidentemente non valorizziamo, perché se costasse 100 euro avremmo in mente... sì, basta anche il conto tondo. Noi qualche anno fa abbiamo lanciato una giornata di studio, un titolo pretenzioso, che si chiamava L'oro blu e il rischio idraulico. Evidentemente in Italia non siamo con l'oro blu, siamo con il rischio idraulico. Quindi il problema dell'oro blu è certamente presente in altre nazioni dove c'è il problema di acqua potabile, dove tanti cittadini non hanno accesso a questo bene necessario. E quindi veramente
conoscere questi dati è importante per chiedersi se effettivamente noi facciamo tutto possibile per valorizzare, per amare questo nostro territorio, i nostri fiumi, la nostra acqua. Vi rubo l'ultimo intervento per una questione. Io in questo momento sono in fase di ascolto. Vedete, sì, insomma, è un po' stato ufficializzato. Sono nella fase dell'ascolto del territorio, sono nella fase dell'ascolto delle associazioni, sono nella fase dell'ascolto, in questo caso, degli enti gestori, cioè un candidato consigliere. Cosa consigliate? Cosa dovrebbe fare dal giorno dopo in cui dovesse essere eletto? Che cosa si deve impegnare a fare? Lo chiedo ad Angelo, lo chiedo a Marino e lo chiedo sì, con sincerità. Qual è l'impegno che voi vi aspettate? Angelo? Beh, credo le battute che ha fatto prima Arturo, adesso non c'è, siano interessanti, cioè ridare forza all'ARPA per un controllo costruttivo del nostro territorio anche in termini sul servizio idrico, e poi giocare da sponda sul piano degli investimenti, della ricerca, dell'innovazione, insieme con quel patrimonio che sono i gestori pubblici del Veneto, 12 aziende con bilanci in ordine, che fanno però, che potrebbero avere una maggiore presenza e attività attorno al tema idrico, magari utilizzando Veneto Sviluppo o quant'altro, fare di più, meglio e più in fretta le molte cose che servono per il sistema acquedottistico, per il sistema fognario e per il sistema depurativo. Marino? Grazie intanto Angelo. Marino? Io invece ti chiederei di essere il giorno dopo come il giorno prima. Ho seguito non perfettamente il tuo percorso politico, ma insomma ti considero una persona capace, soprattutto nell'ascolto, che è la cosa più importante, perché se non si ascolta, come moltissimi politici purtroppo fanno, ovviamente poi non si possono risolvere i problemi, cioè si raccontano le fiabe e poi i problemi non si risolvono. Per cui io ti chiederei di continuare questo percorso di ascolto, che deve essere un arricchimento continuo, credo, e continuare questa modalità, ecco, che trovo preziosa. Quindi complimenti per la candidatura, insomma, quindi fondamentalmente. Io Grazie intanto. Non sono padovano, Enrico, non sono padovano, ma se fossi padovano la tua persona e la tua attenzione a un tema che a me sta a cuore come quella dell'acqua mi porterebbe decisamente a scegliere Enrico Rinuncini come persona adatta a fare il consigliere regionale. Grazie di cuore ad entrambi, veramente, ma soprattutto per quello che fate quotidianamente per noi e per il nostro futuro, perché già voi insomma tutto questo lo state facendo, chi in un versante, chi nell'altro, e lo state facendo per noi, per i nostri figli, e quindi è un grazie insomma per il vostro impegno professionale e per il vostro impegno insomma civile, ecco. E mi pare che ci fosse, ecco, uno spunto per il dibattito: incentivare i coltivatori diretti, magari tra loro consorziati, a scavare fossati e serbatoi per la raccolta delle acque piovane. Da un lato sfogo per le piene, dall'altro serbatoio nei periodi di siccità. Sì, assolutamente, ecco, questo era l'altro versante del tema, no? Perché l'acqua che arriva ai nostri rubinetti, ma poi che dalle nostre case scende o dai nostri campi scende, entra negli scoli privati, entra poi in quelli consorziali e poi arriva nei grandi fiumi. E anche qui il ruolo del consorzio di bonifica è un altro ruolo importantissimo, quello dei contadini prima nella manutenzione ordinaria degli scoli privati, ma poi quello del consorzio, che devo dire francamente, per la mia esperienza personale, lavorano molto bene.
e a tal proposito l'impegno delle amministrazioni, perché adesso sapete, lo sono i cittadini, c'è il piano delle acque, no? Ogni amministrazione si è dotata, ormai credo ormai tutte, del piano delle acque, e anche qui l'impegno delle amministrazioni a creare in piccolo quello che si diceva prima in grande, cioè dei canali scolmatori, delle vasche di laminazione in ogni nuova, questo è obbligatorio per legge, in ogni nuova lottizzazione una vasca di laminazione, cioè tutto debba in qualche modo essere orientato per la sicurezza idraulica dalla nostra casa fino ad arrivare poi al grande fiume con le grandi opere di cui abbiamo parlato fino adesso. E lascio invece che a me, lascio a Marino la conclusione, perché questa sera è lui che ci dà un appuntamento. Io cercherò di raggiungervi Marino, perché sai che mi appassiona il tema, e quindi lascio a te la pubblicità per questa sera e lascio a te spiegare qual è l'appuntamento di questa sera. Vai. Sì, allora spiego velocemente la nostra iniziativa, spero si veda il manifesto. Si vede molto sostanzialmente bene. Con Alessandro Pattaro, che è un referente dei contratti di fiume regionale, abbiamo creato un'iniziativa che tutti i giovedì sera, ormai da 15 puntate, effettuiamo. Pillole d'ambiente si chiama, quindi di volta in volta sentiamo esperti. Hai partecipato anche tu a una di queste serate che vedeva i progettisti dell'idrolia, ma poi ne abbiamo avuto tantissimi di ospiti qualificati. Questa sera, all'interno di un boschetto attivo dell'Associazione Campolongo Attiva, assieme a un gruppo musicale di Piave di Sacco, ma famoso nel mondo, addirittura hanno suonato in maniera occasionale, ma importante, con Bruce Springsteen nel concerto che ha tenuto a Padova. Quindi veramente loro girano il mondo con musica blues, folk e irlandese. Ecco, questa sera diventa la festa dei fiumi e è intitolato Cura del territorio e concerto live, questa iniziativa. Mettiamo assieme varie idee, tra le quali questa associazione Campolongo Attiva, che nasce sostanzialmente da due ragazzi albanesi che sono arrivati con i barconi in Italia, e per ringraziare l'Italia si sono attivati con iniziative sul territorio, quindi falcio d'erba e gestione di questo boschetto che hanno completamente recuperato ed è a disposizione. Tra l'altro il boschetto e la villa era di proprietà della Mara del Brenta, quindi a sua volta recuperata. Certo. Quindi ci mettiamo vari punti di vista, varie posizioni che ci sembrano interessanti, quindi la legalità, l'ambiente, i fiumi, la musica, quindi veramente è una serata che noi troviamo molto interessante e anche ci fa conoscere delle realtà veramente molto, molto interessanti. Quindi l'appuntamento è questa sera al boschetto attivo di via Passo Pordoi a Campolongo Maggiore, 12A Campolongo Maggiore. Chi vuole? Se siamo impossibilitati, c'è anche una diretta su digitale www.radioscience.it, quindi si può partecipare dal vivo, partecipando al concerto, attraverso il video, come stiamo facendo adesso. Grazie Marino. Grazie, quindi l'appuntamento a questa sera da Marino, e ringrazio Angelo, ringrazio Marino veramente di cuore. Buona serata a tutti, e io in quest'ultimo minuto per raccontarvi, per pubblicizzare i nostri due appuntamenti. Quindi il primo, in ordine cronologico, è domani sera alle 18 in Villa Crescente a Ponte San Nicolò, per il lancio di questi 50 giorni che ci vedono all'appuntamento elettorale del 20 settembre, e quindi vi invito caldamente per la vostra presenza, che mi darà forza ed energia per questa sfida entusiasmante a servizio del Veneto e a servizio dei veneti. E l'altro appuntamento, ovviamente, per giovedì prossimo, il tema della serata sarà giovedì ovviamente 6 agosto alle 18:30, il tema della serata è la sanità. La sanità veneta e le sfide del futuro. Abbiamo visto, non vogliamo soffermarci su quello che è accaduto, ma vogliamo soffermarci quale sarà il futuro della sanità veneta, anche in virtù comunque dell'esperienza del lockdown. Quindi i nostri ospedali, i nostri distretti, e tutte così in qualche modo sia strutture, ma soprattutto le sfide, ma soprattutto le azioni, perché in qualche modo si dia un servizio sempre migliore
ai cittadini veneti che si rivolgono quotidianamente agli sportelli per la loro salute. E quindi appunto appuntamento a domani alle 18 e a giovedì prossimo alle 18:30, sempre sulla pagina Facebook di Enrico Limoncini. Grazie, buona serata, buona cena a tutti.